Amici di Directa Sport, benvenuti al Palaconi di Cagliari per questo nuovo appuntamento con la Serie A di calcio a 5 femminile. FFC Cagliari contro Futsal Salinis, è la 16ª giornata della massima serie. Giocatrice nativa di Lanusei, posizione il pallone, lo offre a Gabriele e poi il primo tentativo pericoloso. Via centrali, ancora Exana, guarda la porta, ci prova, Mascia respinge, ha preso il sopravvento dal punto di vista della costruzione del gioco. Coppari, ancora un tiro, ancora Mascia, Gasparini, Gabriela e poi gol! L'FFC è in vantaggio, un colpo da biliardo per Gabriela, non esente ovviamente da responsabilità tutt'altro il portiere del Futsal Salinis. Preferisce agire in contropiede, sembra essere questa la tattica, qui liberata benissimo Rosso, autrice del pari. Filippa Mendes ha posizionato il pallone per la battuta, Marchese trova l'angolo giusto, l'FFC è ancora in vantaggio. Contraccolpo psicologico del nuovo vantaggio cagliaritano, un altro pallone banalmente perso, attenzione a Marchese, Acevedo, pallone dentro per Rosso, altro brivido, pallone perso intanto, attenzione, ne può approfittare Milena Gasparini, fuori di un soffio qui. Rosso prova a superare Milena Gasparini, ci riesce, attenzione al pallone che arriva in porta, c'è la nuova parità. Qui un'altra bella manovra per il Futsal Salinis, il palo pieno preso da Siclari. Attenzione a Marchese, il pallone che viene salvato ormai quasi a ridosso della linea di porta. Il pallone recuperato su Exana, 2 contro 1, qui eccesso di altruismo per Filippa Mendes. Gabriela, attenzione qui al pallone recuperato e poi Coppari, a un passo dal gol, non è riuscita nel suo intento. Rosso, attenzione a Salinis, velocissimo, Mascia ancora, mani aperte a deviare il pallone. De Biasi, momento di massima pressione ora del Futsal Salinis. Rosso col mancino, che gol di Rosso! E arriva il gol del pari con il pallone calciato in mezzo da Milena Gasparini, la deviazione. Martin Plaza, ancora Salinis a realizzare. Rosso punta Filippa Mendes nell'1 contro 1, attenzione a Rosso, era pronta la compagna per la deviazione. Filippa Mendes con il tacco sbaglia tutto, attenzione qui al più facile dei gol per Maite Garcia. Finisce qui, vince il Futsal Salinis con il risultato finale di 5-3. FFC che ha sognato, ma una prestazione, come ho detto, buona per larghi tratti non è bastata. La partita è stata molto competitiva tra le due squadre, tanto Cagliari come la Salinis. Abbiamo peccato un po', abbiamo commesso degli errori che con una grande squadra come il Cagliari, quando commette un piccolo errore si paga, no? Però è stata brava anche la mia squadra di riuscire a fare un 5-3 in una grande squadra come il Cagliari. Penso che è stata una gran partita tra entrambe le squadre. È stata una prestazione di alta intensità contro una grande squadra. Penso che abbiamo peccato un po' negli errori in difesa e questo ci punisce quando gioca contro una squadra di questo livello. Però senza rammarico torniamo a lavorare la settimana perché abbiamo un'altra partita molto importante. È un peccato per le sconfitte e per la prestazione che abbiamo fatto oggi.
Però è così, calcio a 5 è così, molta intensità e a volte possono succedere.